Straordinario scenario quello offerto dalla San Paolo, che festeggia il ritorno della Coppa dei Campioni dopo 21 anni. Oggi si chiama Champions, non c'è più Maradona, ma l'entusiasmo, la voglia di esserci è la stessa. Il Napoli di Lavezzi e Cavani vuole andare avanti e dopo il pareggio di Manchester conquistare la prima vittoria nel torneo continentale. Buonasera da Gianfranco Coppola e da Riccardo Cucchi che vi parla. Grazie all'assistenza tecnica di Giulio Falcheri e Antonio Dorta. Il pubblico sta accogliendo le squadre che sono entrate in campo con tutti i colori che Napoli può esprimere. Heinler, pallone in mezzo, avanza Lavezzi, la palla in area di rigore, c'è Cavani, pescato in fuorigioco, stava dribblando, c'era quasi riuscito Diego Lopez. Intanto attacca Napoli, vediamo il tiro di Cavani, la respinta, una seconda conclusione alta sulla traversa proprio di Lavezzi che si rammarica. Aveva una buona prospettiva per concludere dal limite dell'area di rigore dopo la ribattuta. Ha abbassato gli occhi in realtà, non ha guardato la porta, ha guardato il pallone e ha sbagliato la mira. Rimessa effettuata da Zoniga, il cross di Lavezzi, c'è Hamsik, il tiro, rete, il Napoli è in vantaggio. Hamsik liberato anche colpevolmente dalla difesa del Villarreal, un po' ingenuo, in questa occasione ha potuto controllare, stoppare, battere con il destro cercando il fallo più lontano. Il Napoli è in vantaggio esattamente al 14°. Attacco ancora il Napoli e adesso c'è un fallo che indica il calcio di rigore. L'arbitro ci pare che abbia indicato il calcio di rigore, sì. C'è stato un fallo evidentissimo, dobbiamo dire, anche in questo caso molto ingenuo, ai danni di Hamsik che stava scattando in area di rigore. È stato preso, agganciato, è andato giù e dunque ci sarà il calcio di punizione. Lavezzi è stato l'uomo che è stato affrontato da Gonzalo, il numero 2 è stato peraltro anche ammonito dal direttore di gara, e anche in questo caso dobbiamo dire difesa del Villarreal davvero ingenua, sì, ha fallito completamente l'impatto sul pallone. Cavani, a lui l'opportunità davvero importante, gigantesca, di portare il Napoli sul 2-0. Ha collocato la palla sul dischetto degli 11 metri, leggermente arretrato, un paio di metri, rincorsa in diagonale, piegato sulle ginocchia a Diego Lopez. L'arbitro invita tutti a rimanere fuori dall'area di rigore e tra poco darà il via all'esecuzione del calcio di rigore che Cavani si accinge a battere. È tutto pronto, Cavani, la rincorsa, un passo, il tiro, rete, ed è il 2-0. Napoli 2, Villarreal 0 al 17°. Per Cavani, l'uscita da parte di Diego Lopez davvero opportuna, ha salvato letteralmente una situazione molto complicata. Napoli pericolosissimo nel gioco di rimessa. Cavani si presenta al limite dell'area di rigore, carica, tira fuori. La palla alta oltre la traversa, si è ingobbito per cercare di dare maggiore potenza alla sua conclusione. Il tiro era potente ma fuori misura. Comunque adesso è Lavezzi che la sta gestendo all'altezza del cerchio di centrocampo, supera di slancio Senna, mette in avanti lo scatto di Hamsik in aria, Cavani fuori gioco, peccato, bellissima azione, una verticalizzazione perfetta per Cavani che si è trovato un metro e mezzo al di là dei difensori. La palla finisce fuori nella zona di Català, lato corto dell'area di rigore. Vediamo in possesso del pallone Camugnas, i fischi del pubblico a scoraggiare questo lungo fraseggio del Villarreal che denota però evidentemente anche l'arretramento del Napoli. Si arrabbia Mazzarri, sta invitando i suoi ad uscire. Nel frattempo il retropassaggio, sentite il boato clamoroso della San Paolo che sta stordendo noi ma anche coloro che sono in campo. Naturalmente è tutto diretto al Villarreal e a questo lungo palleggio che non ha fine. Bruno Soriano all'altezza della linea mediana, in avanti ancora, vediamo Guzman fermato. La palla di Napoli deve scuotersi, prova a farlo adesso, lo scatto di Lavezzi che punta l'avversario, si presenta al limite dell'area di rigore, accelera ma si allunga anche troppo la palla, favorendo l'uscita di Diego Lopez. Grande opportunità, si rammarica Lavezzi, si dispera Mazzarri. Napoli che cerca di uscire dalla morsa, qui è costretto con Cavani, fuori gioco, peccato. Hamsik è pescato in fuori gioco dal lancio preciso del compagno, peccato. Il disimpegno non è efficace, il pressing di Hiller consente ad Hamsik di mettere la palla in aria. Cavani affrontato da Zapata, finisce a terra, regolare il contatto, c'è poi la conclusione anche da parte di Hiller da fuori area, ma davvero Zapata si è molto aiutato fisicamente e dunque perde la palla in Napoli e c'è Rossi invece che avanza. Cannavaro lo va a prendere, il cross in mezzo, Zapata che sale in area di rigore, si gira da fondo, mette in mezzo per Nilmar, ancora Zapata, il tiro di Rossi, la rovesciata da parte di Nilmar e la palla finisce fuori.
Ormai ci siamo, il pubblico con il suo boato sta scandendo sostanzialmente gli ultimi secondi della partita. Vediamo Cannavaro uscire dall'area di rigore impedendo l'ennesimo attacco da parte del Villarreal. Adesso il Napoli che tiene la palla all'altezza della linea centrale, non affonda il suo colpo, c'è la chiusura da parte di Català, il retropassaggio all'indirizzo di Diego Lopez, ma ormai davvero mancano 15 secondi a termine. Il Napoli sta portando a casa un successo importante sul Villarreal, 2-0 il parziale. Nel frattempo il tocco di Camugnas, la chiusura di Campagnaro, attaccato da Nilmar, salta Nilmar e anche un secondo avversario proprio sul triplice fischio del signor Frank de Bleckere. Napoli batte Villarreal 2-0, le reti nel primo tempo al 14esimo di Hamsik, al 17esimo di Cavani sul calcio di rigore. Comunque un Napoli maturo, sicuramente maturo anche quello di questa sera.